Benvenuti in un nostro programma. Oggi abbiamo davanti questi idee che ci vanno a scuola Carlo Bonafede in Aiaccio. Su Ganto porteremo alla telu di Teatro con Pedro Pasqualini, alla telu di Uganto con Jean-Paul Colombani. Andremo a scoprire come li campano le levanti e bella sicura. Ritroveremo la nostra piccola giornalista Lucia. Ma sapete cosa? Oggi andiamo ad fare appena di Guberia con Pedro. Andiamo! Salute Francine! Salute Zideli! Salute! Allora, che si fa oggi qui? Eravamo per scalassi. Se tu volevi fare un esercizio con noi, con piacere. Allora, girate oggi a ma va un muro di personaggi. Ah, che poi mi piace a me. Allora, fatemi un dragone. Fatemi un cantore di rap. Io. Ti piace a me? Bravo. Fatemi un cowboy. Fatemi una cantatrice. Una cantatrice triste. Bravi. Bon, cascavè, oggi che oggi udemma la ietta di Uganto. Allora, scopriamo la consegna, Zideli. Scopriamo la consegna. Te. Quale ti legge? Leggi la consegna. Fa una scenetta in un corso di canto. Ah, fa una scenetta in un corso di canto. Pedro, l'abbiamo già piato questi corsi di canto, sappiamo appena. L'abbiamo piato corso, la mava, allora forse ci vorrebbe un professore. A me mi viene un'idea. Pochi capelli. A me un bello professore, qui chi dice? Parla una pecora. Sta bene, Giuseppe mica. Allora. E dopo, forse voi sarete gli studenti che imparano a cantare. Allora, forse un nostro amico qui, un piccolo rapporto. Ah, e che suo fiore? Metti di qui. Ah, qui è Lesia. Che bello fiore. Lesia, li vogliamo va così a cantatrice di jazz. Aspettiamo, guardiamo appena ciò che noi abbiamo qui dentro. Ne posso pigliare uno che? Pia burro, pia ciò che tu vuoi. Io mi... Qui, per la nostra amica qui. Un microfono. E... pia un microfono, te. E tu farai dunque a cantatrice all'uso classico. Te, Lesia, ti posso mettere qui. Metti il burro qui. Te, ecco. Tu non ti travesti mica. Cadiamete, te, metti radio una guaretta. Ti sta bene. Radio un po' con questo radio professore con mio amico qui. Allora, che fai? Allora, tu sei un professore, va bene? Allora, ma io che tu sei un professore appena amnesico. Non si ricorda di nulla, Dunque fa... Io so, mi dia... d'accordo? Quale so io? Allora, cominciamo. Allora, fa un professore, mi metto qui. Allora, tu, Eliana, entra, donc falli entra. Entride. So, vostro professore, vai burro. Entride, c'est radio vostro professore di Wall. Di Wallo? Ma no! Non siamo mica qui per ballare noi. Allora, ribi. Entride, c'est radio vostro professore di Wallo. Entride, c'est radio vostro professore di Wall. Di Wallo? Ma no! No, volevo allora sarà il vostro professore di cucina. Di cucina? Non è mica va, un uvrito io. N'importa che. Ma perché siete qui? Per cantare, infine. Sono professore di canto, ma de volte perdo la memoria. Non ho capito. Boh, chi sapete cantare? Tu? So di Ghisoni, mi piace Santisoni. So di Ghisoni, mi piace Santisoni. So di noi di San Gavino e mi piace Win. D'accordo. Oh, hai inteso che tu sei di Ghisoni davvero? Boh, allora, sei di Ghisoni di San Gavino, sei capito, Boh, allora, Caietto? So di Ghisoni. Femmola tutti insieme, So di Ghisoni, mi piace Santisoni. So di Ghisoni, mi piace Santisoni. So di Ghisoni e mi piace Win. Mica male. Allora, chi poi va tu? So venuta qui per imparare a
canta. Bravissima. Chi fa? Ma fammi con lei? Boliva con Ali. a cantadrige. Faccio anch'io. Sono una canterina e canto a Fabriguccia. Ava Briguccia. Ma il professore non ci dice nulla. Il professore si ricorda in onda. Ma che cosa io ho con il professore? Così, facciamoci una piccola pausa e io vi propongo di andare a vedere come le campano le elefanti. Pronti? Siamo pronti. Oggi, o Kilimanjaro è un monte o più maio d'Africa e uno dei più maio del mondo. Tanto dirà un vulcano attivo. In giro al Kilimanjaro ci campano migliaia di elefanti in un parco nazionale chiamato Amboseli. E famiglie di elefanti possono contare più di 100 membri. Si nutriscono per queste pradoline e viaggiano ore sane in biaglie polverose per trovare acqua. Quando li avvaggiano infine a trovare, si campano con l'acqua vangagliosa e l'erba fresca. L'hai visti la geli bianchi vicino a Eli? Sono eroni di bestiame. E si guidano gli elefanti in loro. Cani maloni, se elefanti. Saluta Zidelli. Salute. Salute Jean-Paul. Salute. Allora, come va? Penso che va bene Jean-Paul oggi. Allora, io sono contenta di ritrovarvi per parte da una canzone, una bella canzone che si canta oggi. Canta, canta, canta. Si canta dunque. Dunque, si casca proprio un nostro fratello di cantare, che siamo qui per cantare. Allora, di qual è questa canzone? È di Girasole, Yeah? è scritta da Dionte Morocchi E e composta da Feli Travaglini. un bello travaglio, ci hanno regalato veramente belle canzoni zidelline. Allora, abbiamo parlato abbastanza, penso che ora possiamo cantare. Andiamo. Cantiamo, si dice? Yeah. Cantiamo. Ecco il Cielo nulu, piata un radvisore, subito da Tisume, ogni mecca da piove. Noi avevamo un segreto, un lusinewa. Lo cantate 3 volte, canta, canta, canta. Lo cantate 3 volte, canta, canta, canta. Ecco una bella canzone. Allora, così dice, chi facciano questi idee giusto appunto per chi non lo inlandese e che lo stancese che non piovesse più, chi facciano? Canta. Cantano questi idee, Tu vai più tu No, lasciami fare un momento a questi idee, sono quelli che dicono la verità. Questi idee, secondo voi, può piacere a fare quando è cantate stancia o nulla? No. Sì, E quando Jean-Paul canta? Si mette a piovere, no? vedi. Buon, allora, si dice. E io vi propongo di cantare appena, giusto appunto. E mi ha domandato a Napoli di cantare? Allora, accompagnala Jean-Paul. Ecco che in cielo nulu piatta un raggio di sole, subito da Titume, oi mecca da piove. Noi avevamo un segreto, uno lo si ne va. Voi cantate 3 volte, canta, canta, canta. Voi cantate 3 volte, canta, canta, canta. Canta proprio, Bravo. Allora, ora vogliamo sentire una voce maschile, abbiamo inteso una voce femminile e mi ha domandato a Marianne di cantarla in noi. E io chi sai cantare proprio Allez, l'accompagni? Ecco il cielo nulu, piatta un raggio di sole, subito da Titume, ogni mecca da piove. Noi avevamo un segreto, uno lo si ne va. Voi cantate 3 volte, canta, canta, canta. Voi cantate 3 volte, canta, canta, canta. Una continuiamo a scoprire questa canzone. Ma vale un esercizio, no? Di ritmo. Voleva là, come tu vuoi, allez, facciamo. Allora così. C'est tu che comandi. Andiamo. So che hanno mostrato come lo si fa già il ritmo. Pronti? Ecco il cielo nulu, piatta un raggio di sole, subito da Tisume, ogni mecca da piove.
canta, oh canta de tre volte, canta, canta, canta. Bravi. Lì è proprio bravi, ce l'avete fatta. Continuiamo a scoprire la Allì. canzone? Cantiamo notte e giorno, per un sì, per un no. Cantiamo notte e giorno, canto vage bra. Ci credo, Canta, 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 bo canta de gunoi, tutto riderà. Bo canta de gunoi, tutto riderà. Bo canta de tre moi, canta, canta, canta. Bo canta de gunoi, canta, canta, canta. Bravi. Voilà. Allora, Zidie, prima di continuare a lavorare un nostro canto, vi propongo di andare a trovare la nostra piccola giornalista Lucia, che oggi si trova in Matra. A te, cara Lucia. Salutiamo cara Francine. Sai che io mi piace spaziare per queste montagne. E dunque, tutti i giorni scopro la diversità dell'isola. E diversità fa di ricchezza, come lo si dice. E non c'è mica meglio che la geologia per illustrare questa espressione. Da gorsica granitica a quella maticiosa, troviamo tutti i minerali in dell'isola. Un ramo, un zinco, l'antimonio, un ferro, un diglio, piombo, a resto che ce n'è troppo. Cosa? Ah, c'è vero, il piombo di noi è un minerale. E di per questo che c'erano assai mine in dell'isola. Chi di una mina? Vado a spiegare. Divati di un scavo sotterraneo fatto dall'uomo per sfruttare una massa di minerali presente in un luogo. E tutte queste materie sono utili per parecchie industrie. Per un detto, da a me aveva dei vestiti di mina di madre. Dire ella una mina d'arsenio. Cosa? Ah, di vero, di belenio. Bon, tagliamo la corda. E mine in noi e troviamo di già a aprire storia. Chi all'epoca avevano di già bisogno di un ramo. Perché? Facevano le cazzeruole, no? Ma di vero che principia una vera attività in giro e mine tra il XIX e la prima metà del XX. Gira un lavoro e di orte e conseguenze nella salute erano negative. Bisaluto di sul luogo di memoria, a mina di madre. A presto! Grazie, cara Lucia. Buona siete salute. Salute Francine. Che piacere di ritrovarvi in suo salotto. Allora, oggi sapete che è tematica di Uganto. Allora, voglio dare una bug di domande e toccherà a voi di darmi la risposta giusta. D'accordo? Cominciamo? Qui ci sono dei canterini, eh? Leandro, mi pare che tu canti appena. Tu canti? Quello è chi canta Adorna qui? Nimo? Non c'è che Leandro che canta? Allora, cominciamo, lì. Allora, un canto più famoso di Corsica, a Livonia, è un canto che si canta solo, in due o in tre. Leandro, dici? Allora, si può meno che si può più di persone in due. Ma si può di no fa in tre. In tre o forse anche in più. Beh, è vero, ho fatto di poli, vuol dire che non ce n'è parecchi canterini. Abbiamo imparato da in classe i poligoni. I poligoni, di stessa maniera di vederla fare. Allora, dici tre boggi. Allora, quali sarebbero queste tre boggi? Conosci? C'è A terza, a terza, a seconda e a oassa. e uasso. Dunque, c'è la seconda che comincia e poi dopo viene seguita da uasso e da terza. Bravi! L'origine di Sugantu era portata da i pescatori, i badatteri o i paesani pastori. I paesani pastori. Bravo, eh? Lo scopo era di contare la sua vita in un quotidiano, allora non sa che la diventa un mezzo di tramandiera e di noi, da tramandiera di cultura e di storia di noi. Oggi stava è stata riconosciuta da la Federazione di Calcio, l'Università di Gorti o l'UNESCO. L'UNESCO, brava, come patrimonio culturale immateriale. A Badiella di Bontenou parla di Aviera di Abesca e Bontenou,
a Viera e a Gaccia di Bontenù, o a Guattaglia di Bontenù, a Badiella di Bontenù, di cosa parla? Di Abesca, di Agaccia o di Guattaglia? Non c'è che Leandro chissà qui. E a risposta 3. Quale è la risposta? A Guattaglia di Bontenù. A Guattaglia di Bontenù, bravo, a Guattaglia di Bontenù, quando l'armata di Pasquale Bausli ha perso contro l'armata di re Luigi XV di Francia, e sapete che Badiella oggi è sempre cantata, no? Allora, continuiamo. Abbiamo parlato dunque di Badiella, ma ci sono altri canti che esistono, ora vediamoli appena. Un serenato è quando si canta sotto un ponte per accompagnare i turri, e quando si canta sotto un balcone o una finestra di una innamorata. Luna. A risposta 2. La risposta oui, dunque, benedì che quando si canta sotto un balcone di una innamorata. Infatti, quando uno era prima dei tempi, non si passava più così, ma si metteva sotto un balcone o sotto la finestra per cantare a sua innamorata, e così li vedeva a sua dichiarazione d'amore. Allora si boiava con gli strumenti, o così qua oggi senza strumenti. Per Ananaso Griadura, a mamma canta un serenato, una badiella o una nana? Francinette. Una nana. Una? Nana. Una nana, bravo. Ne conosci voi, nane qui? Ah, tu ne conosci? Ciucciarella. E tu di noi? A cantare la pena, come fa questa canzone? Ciucciarella, non sai quanto t'adoro. Le dove le c'è, le dolane d'oro. Ciucciarella inzuccherata, quanto è lunga la saluta. Un baturmintade mica usidea. Buona, si de stati proprio rai. Vi ringrazio per questa stonda e ora mi tocca andare a trovare Pedro ao teatro. A dopo, idee? Adoro. Allez! Allora. Chi s'empara a cantare! J'ai tout à fatto qui, Francine, qui s'empara a cantare. Imparato si muove nudi, Ma chi è il suo professore? Mica tutto fatto. Chi ferma qua? Io volerebbe via lo sugo sui canti. Io la mia su corso i canto. Possiamo cominciare con le note. Allora, Alors. tu va una... Beh, Francine, fa pure una nota. Allez, falli va una nota. I, A, O, aioia. No, mica aioia. Aioia. Abadawayao. Bravo! Bravissimo! C'ho più esempio, non Pigliate te? esempio, non te elu. Ale, una canzone. Una canzone. Chi ferma? Ti voglio fare una canzonetta per fare il giro di a pianeta. Allez, Un nostro amico. Ti voglio fare una canzonetta per fare un giro di pianeta. Vabbè. Tocca a te, Ali. Ti voglio fare una canzonetta per fare un giro di pianeta. Tocca a Francine. Awa, tocca a Francine. ti voglio fare una canzonetta per fare un giro di pianeta. Voilà. Allez. È così che si canta. Ti voglio fare una Allora, tu sei un jazz. Una canzonetta voglio fare. E vai bu, amusati. Putu putu, una canzonetta, putu putu, ti voglio Tu fare. ti sei E perché chi ci fa diventare qua? Allez, bon. Vai, ora ce la fa la venire con questi idee che non sanno nulla. Allez, basta, basta. Basta, basta. E compiuno qua. Non volete mica un corso di cucina, no? Non volete mica un corso di cucina, no? Un uovo fritto?
Forse, poete fort! Un ouvrito! Ah, no, frito, pure de valore. Io voglio cantare. Allora, che famo? Ripigliamo Allez, ribiemo, allez. Ti voglio va una canzonetta per fare un giro di Ma avvianetta. non è mica questa è nude, ma che dici su gorso di gantu? Fate di importa che. Allora, aspettate appena. Ci ma fa una piccola pausa e mu da parlare appena insieme perché chi qui u gorso un bale mica. Oh, professore, ce la dici adesso appena. Io vi propongo di andare a bere come le si va a noi curone. In un frattempo a dire alla rete a tutto il mondo. Vivo come le si va a noi curone. Tocca a te. A Curona di Avurista. Per fare tu Curona di Avurista ti ci vuole una bella manata di stecchi d'arbori, a tua pistola in coda, i frigetti di colori, una bomba di pittura, un cartò, un paio di tisuri e un tagliatori e una mina. A non un pezzo di cartò, disegna prima un cerchio con la domina e fagli la forma di un anello. Taglia su cerchio con il tagliatori che ti dà aiuta di base per la corona. Incodava tutti i stecchi d'arbori uno accanto all'altro che li formessero come un soli. Fa di maniera a piattare tutto il cartò e sciacca la penna di pittura per finizioni. Scegli i colori di un dovrigetto che ti aiuta a appiccare la corona e fa un oro più bello possibile che tu tengi. Ecco, basta trovare la sua piazza. Ora tocca a te. Ecco qui una bella corona, ma ora tocca a noi Jean-Paul. Ah, ce la compie. Ce la compie, pensi? Allora che facciamo? Ci facciamo tutta? Yeah. Mu questo ritmo, stiamo parlando appena. Abbiamo un furio piano. Il furia. Voglio dire, ci cantiamo tutta, siete pronti? Ecco il gelo nulu, piatta una luisole, subito da titume, ogni meca da piove. Noi avevamo un segreto, non lo sinewa, boganta de tre volte, canta, 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 boganta de tre volte, canta, canta, canta. Una pinuccia nunda, mi visiga ugore, un respiro gli manca, chi medicina gioia. Noi avevamo un segreto, appena si ne va, boganta de tre volte, canta, 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 boganta de tre volte, canta, canta, canta. Quand elle me te donne, per un sì, per un no. Quand elle me donne l'ore, quand tu fai bro. Noi avevamo un segreto, canta, canta, canta. Oh, canta de con noi, tu vi riderà. Oh, canta de con noi, tu vi riderà. Oh, canta de tre volte, canta, canta, canta. Oh, canta de tre volte, canta, canta, canta. Braio
idee e del rispetto di tutte le consegne, o ritmo, a giustezza, dirà proprio Sono giunti a Cantanfuria. e poi una bellissima canzone di noi. Sì. Ma la nostra fabbricuccia è compia per oggi. A me mi dica già allora di ritrovare per un'altra canzone, Jean Paul. Sei sicuro? Sono certa e sicura. Allora, volevo ringraziare la sua maestra Anne-Marie Bonafou per il aiuto e a Mawa chiamare i nostri compagni per salutare a tutti. Pedro, l'amico venite che ti compie la nostra fabbricuccia. Allora, è un più ganto. Venite, zidi. Leandro, sei contento? Siamo contenti con noi. Allora, siamo pronti? Io no? Sì. Ah beh!